Veneto terra di pace, una legge votata all'unanimità del Consiglio regionale e significativamente firmata oggi dalle istituzioni venete a Villa Giusti, 100 anni dopo la firma dell'armistizio. Il Veneto è stata l'unica regione d'Italia che ha avuto dal primo all'ultimo giorno di guerra conflitto sul suo territorio, quindi significativamente firmarlo qui oggi, firmarlo a Padova, città che è stata crocevia della logistica sanitaria nelle retrovie, 1300 studenti di medicina che hanno prestato la loro opera e sono formati sui feriti della Grande Guerra, 912 bombe con 130 vittime civili, la città che ha ricevuto il maggior numero di bombardamenti durante la Grande Guerra, quindi farlo oggi per la regione è stato un atto assolutamente significativo. Ricordiamo che la pace è nel cuore dei veneti, lo abbiamo nella nostra bandiera, è l'unica bandiera istituzionale che ha la parola pace nel suo gonfalone. La firma di oggi, a 100 anni dalla chiusura della Prima Guerra Mondiale, vuole segnare un impegno delle istituzioni e di tutte le forze politiche, sociali, religiose per riaffermare il valore della pace come elemento unificante delle persone, delle comunità locali, delle nazioni. La pace come elemento unificante che ha bisogno di un impegno quotidiano di tutti e che oggi viene sancito con anche la riaffermazione del Veneto terra di pace, che è stato l'impegno del Consiglio regionale condiviso all'unanimità nella legge che è stata recentemente approvata. Un messaggio soprattutto alle future generazioni perché questo impegno per la pace diventi l'elemento prioritario di ogni persona, di ogni giovane, di ogni ragazza e ragazzo che studierà la storia e farà tesoro di quello che questa grande guerra ha comportato per il nostro paese e per il nostro territorio. Oggi viene firmata dalle principali istituzioni del Veneto e anche dal mondo dell'associazionismo la dichiarazione Veneto terra di pace, una conclusione che non è solo simbolica delle celebrazioni che sono state portate avanti praticamente dal 2015 al 2018, celebrazioni che hanno riguardato la Grande Guerra. Penso sia questo il significato che dobbiamo dare. Qui 100 anni fa si firmò l'armistizio che dichiarò la chiusura della guerra e del conflitto tra l'impero austro-ungarico e l'Italia, ma da allora abbiamo avuto anni ancora di guerra fino alla seconda guerra mondiale, ma poi 70 anni di pace e la dichiarazione serve appunto a questo, a costruire la pace, a costruire il dialogo tra i popoli, a costruire il dialogo interreligioso, fare in modo che tra i popoli ci sia collaborazione e riconoscimento anche delle principali istituzioni internazionali. Sono 70 anni anche dell'ONU, della Dichiarazione dei diritti internazionali e quindi tutto questo ha a che fare anche con la costruzione quotidiana poi della pace, perché la dichiarazione appunto impegna i vari soggetti che sono presenti nel Veneto, istituzionali e non, a creare ponti, a creare dialogo, a istituire progetti di cooperazione internazionale, ma anche di giustizia sociale, di portare avanti quello che già il Veneto sta facendo contro la violenza ai minori, la violenza alle donne, cioè tutto ciò che serve per il riconoscimento reciproco e la crescita reciproca appunto nell'ambito della fratellanza e della pace.